Buongiorno a tutti, sono uno dei fondatori di Janesin Cane Parin Partners o GCEP, come di solito ci chiamiamo. Siamo una società di consulenza che opera in Veneto e nelle regioni limitrofe al Veneto. Ci spingiamo fino al centro Italia. Ci piace definirci specialisti per le PMI, nel senso che operiamo principalmente con piccole e medie aziende, in 4 ambiti differenti. L'ambito dello sviluppo del business, quindi aiutiamo le aziende a crescere in termini di fatturato, di presenza nei mercati internazionali. L'ambito delle risorse umane, sia inteso come processi legati alla gestione delle risorse umane, sia inteso come metodologie e affiancamento per aiutare le persone a interagire meglio nell'ambito di organizzazioni complesse quali sono oggi le PMI. L'ambito dei contributi e finanziamenti a fondo perduto alle imprese e infine l'ambito organizzativo. Di solito noi decliniamo l'ambito organizzativo con i termini, i principi della Lean, perché da lì siamo nati nel 2008, cioè cercando di portare i principi e le tecniche della Lean nell'ambito delle PMI. Oggi pensiamo però che non sia più sufficiente parlare di organizzazione snella, bisogna parlare di organizzazione snella e sostenibile. Di conseguenza ho riportato come primo spunto di riflessione l'agenda ONU 2030, che prevede 17 pilastri, 17 punti. Alcuni riguardano alcuni è difficile che tocchino le PMI, o meglio la connessione e la relazione rispetto alle attività delle PMI può risultare complessa. Alcuni invece sono assolutamente centrati, come tutti i punti che riguardano il tema ambientale e lo sviluppo sostenibile in tema ambientale. Ma lo è anche il tema che toccheremo e tratteremo più approfonditamente oggi, e cioè quello della parità di genere. Ritorneremo su questa slide dell'agenda ONU per la sostenibilità e per lo sviluppo sostenibile più avanti nel corso di questo nostro webinar e incontro. E lo faremo con una collega, Michela Colasante, che si è specializzata su queste tematiche. Allora, io volevo però cominciare presentandovi alcuni macrodati, e cioè dei dati che fanno vedere a livello nazionale e regionale a che punto siamo sul tema della parità di genere. Partiamo con alcuni dati sulla popolazione, quindi la popolazione italiana è di circa 60 milioni di abitanti, di cui 31 milioni donne e 29 milioni uomini, con un'aspettativa di vita diversa, 85 anni per le donne e 80 anni per gli uomini. Numero di figli medi per donna di 1,4. I nuovi nati nel 2020 sono stati 405.000 contro un 697.000 della Francia, che è un paese che ha una popolazione leggermente superiore, comunque similare a quella italiana. Abbiamo una percentuale di popolazione over 65 anni del 21% e una percentuale di popolazione under 15 anni del 13,5%. Tutto ciò si può vedere anche dalla piramide, o meglio dalla piramide rovesciata, che rappresenta la distribuzione della popolazione in blu i maschi, in rosso le femmine, della popolazione italiana. E quindi vedete che la maggior parte della popolazione si concentra in una fascia di età che sta tra i 40 e i 60 anni. Altre considerazioni: se guardiamo il tema dell'istruzione, abbiamo un 65% di donne con diploma contro il 60% degli uomini.
Abbiamo il 23% di donne laureate contro il 17% degli uomini, però abbiamo solo 1 su 6 donne laureate in discipline STEM, che sono un po' le discipline scientifiche e quelle considerate assolutamente rilevanti per l'innovazione e lo sviluppo di un paese, mentre abbiamo 1 su 3 uomini laureati in discipline STEM, sempre in Italia. Per quanto riguarda invece la formazione post laurea, abbiamo un 8% di donne che partecipano a programmi di formazione continua. Quindi diciamo a livello di istruzione abbiamo una istruzione, superiore da parte, delle donne rispetto agli uomini, con un gap però, e vedremo anche dai trend che andremo a spiegare oggi, può essere questo rilevante sulle discipline più scientifiche. La percentuale 8% di, partecipazione alla formazione continua è sicuramente una percentuale bassa. Se guardiamo alcuni dati che riguardano il mondo del lavoro, abbiamo un 47% di donne che lavorano in Italia, mentre abbiamo una media UE del 57%. Gli uomini occupati in Italia invece sono il 70%. Quindi abbiamo troppo poche donne che sono attive nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece le donne che sono all'interno del mondo del lavoro, è interessante vedere che posizione ricoprono. Quindi 41% di donne nei consigli di amministrazione di aziende quotate. Ricordiamo che c'è anche una legge che prevede che almeno un terzo dei membri di un CDA sia donna per le aziende quotate. Abbiamo solo il 2% di amministratori delegati o CEO donne nelle società quotate. Per quanto riguarda il CDA delle aziende non quotate del Triveneto, abbiamo solo il 20% circa di membri donne. Abbiamo solo un 18% di donne in posizione di guida con qualifica di dirigente sul totale dei dirigenti. E abbiamo solo il 22% di imprese femminili, dove per impresa femminile intendiamo un'impresa dove il capitale sociale sia controllato in maggioranza da donne. Per quanto riguarda il differenziale di retribuzione a parità di ruolo, stimiamo che in Italia sia tra il 10 e il 20%. Ricordo a parità di ruolo. Il problema è che relativamente poche donne lavorano e comunque relativamente poche donne occupate hanno un ruolo preponderante e quindi in posizioni importanti a livello dell'azienda. Per quanto riguarda l'aspetto politico, abbiamo il 36% di parlamentari donne in Italia, che è in media con l'Unione Europea, è aumentato molto negli ultimi anni. Abbiamo 8 su 23 ministri nel governo italiano che sono donne, anche se ricoprono ministeri, diciamo non chiave e non i ministeri fondamentali. L'Italia è ancora un paese che non ha mai avuto un presidente o un primo ministro donna. Infine guardiamo l'ambito, familiare e domestico. In Italia l'81% delle donne, si dedica alla casa, alla famiglia tutti i giorni, contro solo il 20% degli uomini. 30% delle donne tra 16 e 70 anni dichiara di aver subito una qualche forma di violenza e il 10% circa di famiglie con figli sono monogenitoriali. Capite dunque dall'analisi di questi dati che non sono trend, in questo caso non sono trend, i trend li vedremo dopo, questi sono dati reali, storici, che c'è effettivamente una situazione di partenza complessa. Tutto ciò viene preso in considerazione dalla strategia nazionale per la parità di genere, che riprende poi la strategia dell'Unione Europea sulla parità di genere e che riguarda il periodo 2021 e 2026. La strategia si concentra su 5 priorità strategiche, che adesso vedremo, e per ciascuna definisce degli interventi da adottare, degli indicatori e
che è importante anche misurare i risultati, e infine gli obiettivi da raggiungere. Quali sono gli ambiti della strategia nazionale per la parità di genere? Sono il lavoro, quindi portare più donne nel mondo del lavoro, sono il reddito, quindi cercare di far sì che non ci siano differenze salariali fra uomini e donne, sono il tema delle competenze, aumentare la percentuale di donne che si dedica a materie scientifiche, STEM, come ho detto prima, nonché aumentare la percentuale di donne che partecipano ad attività di formazione continua, anche post studi. Il quarto ambito è il tempo, cioè dare la possibilità alle donne di avere del tempo per conciliare la dimensione personale, la dimensione familiare, che abbiamo visto nei dati che presentavo prima come ricade spesso sulle donne, e la dimensione lavoro. E infine, il quinto ambito, il tema della posizione delle donne in ambito di potere politico, ma anche di ruoli e di ruoli dominanti all'interno delle organizzazioni aziendali, e abbiamo visto che anche in questo ci sono delle criticità. D'altra parte per GCEP, quello che è oggetto dei nostri studi ed è oggetto anche del nostra focalizzazione sono le piccole e medie aziende. Allora, per quanto riguarda le aziende in generale e anche le PMI, è prevista la certificazione sulla parità di genere, che è una certificazione non obbligatoria, è una certificazione volontaria che può essere richiesta già a partire da oggi. Ci sono varie aree che vengono prese in considerazione e su ciascuna di quest'area viene assegnato un rating, una valutazione. Ogni voce ogni area ha un peso specifico diverso. Però questo sulla parità di genere e in generale sulla metodologia per raggiungere la parità di genere all'interno delle PMI, questo tema sarà oggetto del prossimo webinar che terremo il 7 di luglio. Adesso invece vi voglio presentare una mappa di orientamento al tempo futuro, cioè una ricerca che come GCEP abbiamo svolto in questi mesi, una ricerca che ha coinvolto diverse fonti e che vi voglio brevemente illustrare. Quindi GCEP, in collaborazione con l'osservatorio Meeting Point, grazie a una metodologia predittiva validata da oltre 20 anni, cioè utilizzata da oltre 20 anni, si propone di arricchire la consapevolezza delle donne venete, ma prendiamo il Veneto come campione nazionale, attraverso la ponderazione e la descrizione sintetica di alcuni fra i più significativi trend generali che caratterizzeranno il nostro, ma anche il futuro delle donne, il prossimo futuro. Quindi lo scopo è quello di fornire dei riferimenti utili a definire un proprio approccio proattivo al cambiamento, ovvero un empowerment integrato su più fronti che riguarda i singoli, le singole persone, le singole donne, e riguarda però anche le organizzazioni aziendali. Ecco, per far questo noi abbiamo, visto che sul tema ci crediamo e stiamo investendo parecchio, anche come società di formazione, società di consulenza, pensiamo sia anche un nostro dovere quello di dedicare del tempo e sensibilizzare quelli che possono essere i potenziali clienti nostri, cioè le PMI, su queste tematiche. Ecco, abbiamo un team importante che è multidisciplinare, perché abbiamo coinvolto persone che si occupano di marketing, persone che si occupano di ricerca di contributi e finanziamenti, persone che si occupano di affiancare le donne poi in un percorso personale, ma poi anche lavorativo per migliorare la propria posizione e
rafforzare le proprie competenze, eccetera, eccetera. In particolare oggi sono qui con me Michela Colassante, che ci presenterà brevemente un po' più in dettaglio il tema dell'Agenda ONU 2030 e in particolare si concentrerà su uno dei 17 pilastri che riguarda la parità di genere, e abbiamo con noi anche Chiara Tasinazzo che invece ci racconterà una metodologia per l'empowerment personale. Questa metodologia si chiama i livelli di pensiero. Però, prima di tutto, vorrei illustrarvi quelli che sono i trend che abbiamo derivato dalla ricerca, analizzando diversi ambiti di interesse. Innanzitutto abbiamo il macro ambito del lavoro. Gli aspetti rilevanti legati al macroambito lavoro e che abbiamo individuato come fondamentali sono la digitalizzazione, che è un trend che riscontriamo assolutamente all'interno delle PMI, il tema del lavoro flessibile, quindi forme non tradizionali di lavoro, il tema del lavoro da remoto, la riorganizzazione degli spazi di lavoro, il tema dell'internazionalizzazione, il tema della formazione continua, il tema dei servizi on demand, il tema del recupero di antichi mestieri manuali. In particolare l'ambito scelto per la ricerca all'interno del macroambito lavoro sono stati servizi on demand. Il secondo macroambito che ha coinvolto la ricerca invece è la famiglia e quindi il ruolo delle donne all'interno della famiglia. E quindi in questo caso abbiamo preso in considerazione i ruoli di genere che potrebbero essere sempre di più, almeno quelli tradizionali, superati. Abbiamo preso in considerazione, l'aspetto del caregiving, sia per quello che riguarda, i giovani, sia per quanto riguarda gli anziani, le reti di supporto familiari e non, che potrebbero essere anche toccate, se non indebolite, dai nuovi assetti affettivi che sono decisamente oggi più liquidi rispetto ad un tempo. E ci siamo poi però concentrati, come ambito scelto, sul caregiving. Terzo macroambito, la formazione. E all'interno della formazione ci sono vari aspetti rilevanti, quindi la rivoluzione in corso sui metodi di apprendimento scolastico, ovviamente tutto ciò coadiuvato dall'utilizzo sempre più massiccio del digitale anche all'interno delle scuole della formazione, la necessità di apprendimento continuo delle persone e le materie STEM, cioè le materie scientifiche. STEM sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. E ci siamo concentrati in questo ambito sulla formazione continua. Per quanto riguarda poi il macroambito dell'ambiente e del territorio, abbiamo analizzato il tema della sostenibilità ambientale, nonché il ritorno alla natura e alla comunità. Infine, ultimo ambito, per quanto riguarda le donne e la cura e difesa di sé, ci siamo concentrati sul potere della mindfulness e delle terapie non occidentali e il crescente successo di progetti antiviolenza o anti-stalking. Qui vedremo un approfondimento sul tema della mindfulness. Allora, partiamo dal macro ambito lavoro e dall'ambito dei servizi on demand. Allora, il tema fondamentale qual è? Noi siamo all'interno di un passaggio fondamentale, cioè una rivoluzione verde, digitale, tecnologica, organizzativa, nelle piccole e medie imprese, ma anche nelle grandi imprese, e questo richiede
una necessità di un'organizzazione interna snella ed efficiente. Ma anche questo richiede un ripensamento delle competenze. Le competenze diventano obsolete velocemente, cioè il ciclo di vita delle competenze si sta accorciando e, guardate, come consulenti e formatori lo vediamo tutti i giorni all'interno delle aziende, si assiste a una cronica penuria di figure professionali idonee, dove per idonei significa quello che, le organizzazioni aziendali di cui quello di cui le organizzazioni aziendali hanno bisogno. Allora, qual è il grande trend qui? Stiamo assistendo a un mercato, dei freelance che è estremamente in aumento. Pensate che negli Stati Uniti il 35% della forza lavoro sono, freelance. Si stanno sviluppando piattaforme on demand per la ricerca di collaboratori di alto profilo e lavoro freelance. E quali sono? Ovviamente tutto ciò ha dei rischi, però ci possono essere delle opportunità di lavoro interessanti. E cioè, se si riesce a posizionarsi sulla parte alta dell'offerta, anche attraverso un'attività di reskilling, upskilling, ci sono delle opportunità di collaborazione con organizzazioni aziendali sempre più importanti, in quanto all'interno dell'azienda non ci sono tutte le competenze per procedere. Ovviamente il fatto di essere all'interno di associazioni e collaborare con associazioni di categoria, società di consulenza evolute, di creare una rete di professionalità on demand di alto profilo, rivolta al territorio ma non solo, sia in modo virtuale che in modo reale, è assolutamente fondamentale. Quindi noi vediamo sempre di più nel futuro che ci sarà una richiesta di servizi on demand. Per evitare di ricadere nel rischio di un prezzo basso di questi servizi che possono essere offerti on demand, consigliamo di collocarsi in un ambito di professionalità molto specialistico, molto di dettaglio, per uscire dalla concorrenza complessiva. Per quanto riguarda famiglia come macroambito e caregiving come ambito specifico, ovviamente le lavoratrici venete, come quelle del resto del paese, dell'Italia, subiscono la conseguenza dello sbilanciamento del caregiving familiare, come abbiamo visto anche dai dati storici. E questo può avere delle conseguenze sia in ambito lavorativo che in ambito personale. Ecco, quale può essere il trend in questo caso? Quindi un indice di asimmetria del lavoro familiare ancora importante, perdita del lavoro, licenziamento, per esempio dopo la gravidanza, part-time non richiesto ma che si è o non voluto ma che si è costretti a chiedere, assenze di misure per l'infanzia e per le persone non autosufficienti. Però ci sono delle opportunità anche previste dalla strategia per la parità di genere e dal PNRR per i prossimi anni e quindi si amplieranno, per chi lo desidera, le opportunità professionali legate alla conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, come le attività di formazione a distanza e le attività di supporto, quindi alla gestione dei figli da una parte e alla gestione degli anziani dall'altra. Per quanto riguarda la formazione continua, questa diventa sempre più importante in quanto i rapidi mutamenti e la complessità tecnologica, che è crescente, richiedono organizzazioni che riescano nel breve periodo a farvi fronte in modo adeguato. Questo richiede adeguate competenze. Ovviamente tutto ciò richiede la capacità di mettersi in discussione
di ampliare le nostre competenze o di cambiare le nostre competenze attraverso la formazione continua, soprattutto in ambito scientifico o STEM. Per quanto riguarda le opportunità, la formazione continua e questo trend in crescita della formazione continua garantirà delle opportunità professionali per chi le sa cogliere, dall'insegnamento delle materie più tecniche, in particolare in ambito digitale e ambientale, all'insegnamento di tematiche cosiddette soft o soft skills, perché anche questo in contesti in continua sempre più articolati e complessi, in continuo mutamento, diventano assolutamente importanti. Altro ambito, macro ambito rilevante che abbiamo preso in considerazione è l'ambiente e il territorio e come ambito specifico la sostenibilità ambientale. Ecco, noi pensiamo che per le donne sia innata una maggiore sensibilità e distinto verso la sostenibilità ambientale. Lo dimostrano anche tante prese di posizione e tante azioni che sono state fatte anche a livello politico da donne che hanno avuto o hanno un ruolo rilevante. Pensiamo alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, piuttosto che ai primi ministri o cancellieri che ci sono stati in diversi paesi o che ci sono ancora in diversi paesi occidentali. Qual è il trend in questo caso? La sfida ambientale, che sarà sempre più stringente e sempre più attuale per noi, potrà rappresentare per le donne venete tanto una missione quanto un percorso di crescita e di emancipazione, da declinare sia in ruoli istituzionali, quindi in ambito politico, ma anche in ambito organizzativo, sia anche all'interno della famiglia. Quindi, qual è l'opportunità in questo caso? Arricchire o rilanciare la propria carriera lavorativa attraverso una nuova specializzazione, da offrire alle aziende e alle prese con la sfida importante della rivoluzione verde e nello sviluppo di nuove aree di business. Si comincia a parlare di sustainability manager, cominciano a diffondersi gli energy manager, cominciano a diffondersi all'interno delle aziende persone che si dedicano alla gestione dei rifiuti. Quindi l'ambito ambientale sta generando numerose opportunità di lavoro e noi riteniamo per sensibilità e per indole che buona parte di queste opportunità di lavoro possa essere presa in mano da donne. Infine, l'ultimo macro ambito, la cura e difesa di sé e in particolare come ambito abbiamo preso il concetto di mindfulness. Cosa significa come tema? Maggior consapevolezza, maggiore capacità di controllo, maggiore resilienza. Sono tutte caratteristiche fondamentali in un ambiente familiare, professionale articolato e complesso, sempre più articolato e sempre più complesso. Ecco, quello che vediamo è un'attenzione crescente del welfare aziendale verso il benessere delle persone che lavorano all'interno dell'azienda. E allora quali sono le opportunità? Le opportunità sono offrire servizi di benessere, di wellness, quindi figure professionali con specializzazioni in ambito psicologico, per le quali le tecniche di mindfulness potranno rappresentare un ulteriore attrezzo del mestiere, come anche la necessità e lo sviluppo sempre di più di coach specializzati in questi ambiti che si affiancano alle persone per sostenerlo nel percorso di cambiamento e di crescita. Infine, per sintetizzare i risultati della ricerca, abbiamo predisposto una matrice.
Questa matrice prende in considerazione 2 variabili. Nelle ascisse abbiamo il peso o rilevanza attuale dell'ambito, quindi da basso a sinistra, a medio nella parte centrale, ad alto a destra. Nelle ordinate invece andiamo a vedere quello che è il trend futuro di rilevanza e quindi se prevediamo un trend in flessione, un trend stabile, piuttosto che nella parte alta un trend in aumento. Ciascun ambito poi si colloca in un quadrante della matrice. Se si colloca nella parte alta a destra della matrice, sono ambiti in forte sviluppo o in sviluppo. Quindi noi pensiamo che assolutamente il tema della formazione continua o apprendimento continuo sia in forte sviluppo, il tema del sostegno al caregiving femminile sia in forte sviluppo, il tema della donna tutrice dell'ambiente sia abbia un trend in sviluppo, il tema dell'empowerment personale attraverso la mindfulness avrà un forte sviluppo. Chiaramente tutto ciò che implicazioni può avere? Può avere delle implicazioni per chi sa cogliere le opportunità di natura professionale e chi sa cogliere le opportunità e chi ha le competenze per svolgere attività in questi ambiti, sicuramente ci saranno sempre più richieste in futuro. Vediamo che oggi ha un peso basso, ma sicuramente avrà un trend molto e molto alto, le collaborazioni on demand. Con l'opportunità anche qui di trovare, di lavorare a progetto con le organizzazioni aziendali e non solo, e su progetti ad alto valore aggiunto e con il rischio da evitare di collocarsi nella fascia bassa delle richieste da parte delle organizzazioni aziendali, perché la remunerazione per la fascia bassa, essendo una competizione elevata, sarà altrettanto bassa. Per chi volesse la ricerca completa in formato digitale o cartaceo, basta utilizzare questo link o scrivere a marketing@genesincanepari.com. Io vi ricordo poi che nel prossimo appuntamento del 7 luglio, tra le 12 e le 13, parleremo di PMI e parità di genere e in particolare affronteremo la tematica di una metodologia per raggiungere una vera parità di genere all'interno dell'azienda, visto che dai dati storici che abbiamo proiettato all'inizio di questo webinar siamo ancora un po' distanti. Bene, io ho finito la presentazione della ricerca. Chiederei a Chiara Tasinazzo, la collega Chiara Tasinazzo, di Eccomi. affrontare la tematica legata invece all'empowerment personale, perché è vero che la parità di genere dipende dal sistema, quindi dalla legislazione, dal contesto, è vero che dipende dalle organizzazioni aziendali, perché anche le aziende possono fare la loro parte, ma è anche vero che dipende da noi stessi come uomini e come donne. Quindi chiederei a Chiara di darci il suo contributo su questo. Grazie Alberto. Dunque io collaboro con Genesis Care Partners ormai da 7 anni e 2 anni fa è partito un bellissimo progetto legato proprio all'empowerment femminile. Grazie a dei finanziamenti della regione noi abbiamo coinvolto 32 donne e abbiamo iniziato questo percorso di formazione per aiutare le donne da una parte a rinforzarsi nelle soft skills utili appunto per l'empowerment, quindi legate alla comunicazione, ai talenti, la parte di leadership e anche focalizzazione degli obiettivi. In un altro filone di corsi, quindi allora, il primo filone è stato seguito da me e la mia collega Stephanie Vella, e un secondo filone è stato un po' più, diciamo, di hard skills,
guidato da Michela Colasante, che è qui presente con noi, e Valentina Cremona. Loro si sono occupate di rinforzare le nostre donne in tematiche legate al project management, innovazione e creatività e personal branding, internazionalizzazione. Dunque, quindi quello che è il nostro compito e il nostro volere, e anche che sentiamo come responsabilità proprio personale in questo ambito, è quello di aiutare le donne a trovare la propria strada e i propri strumenti per mettere in atto le azioni verso la direzione della parità di genere. A me piace definirmi anche facilitatrice del cambiamento. Quindi oggi quello che volevo presentarvi è proprio una tecnica, un acceleratore del cambiamento, e che si chiama i livelli di pensiero di Robert Dilts. Vi condivido lo schermo, così. Ecco, scusate, eccola qua. Dunque, questo è uno schema, quindi lo riuscite anche a vederlo visivamente, è molto semplice, se vogliamo, quasi tascabile, ed è un metodo che ci permette di, nel momento in cui noi vogliamo portare a terra un cambiamento, noi possiamo iniziare a ragionare su cosa e dove iniziare ad agire, perché una cosa importantissima è proprio il prendersi la responsabilità. Noi non possiamo più aspettare che ci sia la società, ci siano altre persone che agiscono per questo cambiamento. Quindi donne e uomini insieme devono iniziare a sentirsi responsabili in ogni ambito della propria vita, quindi ambito business, nelle aziende, ambito familiare, quindi nelle famiglie, e ambito sociale. Dobbiamo iniziare tutti a sentirci responsabili per questo cambiamento, e ovviamente il cambiamento è grande, enorme, è importante separare le varie possibilità, i vari livelli di azione per poter rendere questo cambiamento più facile da pensare e da agire. Quindi questo modello, che a me piace moltissimo in qualsiasi tipologia di cambiamento, io lo propongo sempre alle persone, alle aziende, proprio nel momento in cui c'è un grande desiderio di cambiamento, ci parte da questo presupposto: una cosa, un'identità, un'azienda, un'organizzazione può cambiare solo nel momento in cui avvengono dei cambiamenti in vari livelli, che sono quelli che vedete qui. Il livello ambientale, per partire alla base di questa piramide, il livello ambientale è lo spazio fisico, quindi che cosa è necessario modificare nel nostro spazio fisico per arrivare a un cambiamento. Nell'argomento di oggi, che è appunto la parità di genere, che cosa noi possiamo, cioè quali sono gli ambienti dove vogliamo attivare delle modifiche. Quindi quali sono gli spazi fisici dove possiamo attivare dei cambiamenti. E qui come ambiente pensiamo sempre ambiente azienda, ambiente famiglia, ambiente società. Okay, quindi per questo livello sono utili delle domande. Quindi come facilitatrice del cambiamento io non sono qui per darvi soluzioni, anche perché non sarei la persona adatta a creare soluzioni nei vostri ambienti lavorativi, familiari e sociali, ma sono qui per porvi molte domande. Il cambiamento avviene grazie alle giuste domande. Noi abbiamo bisogno di iniziare a porci le giuste domande per poter attivare queste azioni che potranno modificare la situazione attuale. Quindi, come possiamo migliorare il nostro ambiente? Cosa possiamo aggiungere al nostro ambiente? Cosa possiamo togliere? Quali spazi nuovi possiamo creare? Quindi pensate sempre azienda, famiglia, società. Quale gruppo dei pari può essere più motivante? Sì, perché l'ambiente non è solo l'ambiente fisico, ma l'ambiente è anche l'ambiente relazionale, cosiddetto anche gruppo dei pari, perché noi
ogni giorno veniamo influenzati dalle persone che frequentiamo e influenziamo le persone che frequentiamo, ovunque noi ci troviamo. Quindi è importante anche iniziare a capire il gruppo dei pari che si dice che noi veniamo noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più, sia fisicamente che mentalmente o a livello di interessi. Se uno legge tanti libri di una qualche persona o di un qualche argomento, viene influenzato da questi argomenti. Quindi non parliamo solamente di persone fisiche che noi frequentiamo ogni giorno, ma anche persone situazioni, ambienti con cui veniamo in contatto adesso poi con internet e tutte le possibilità di connessioni che abbiamo con il mondo. Quindi cerchiamo di capire quale gruppo dei pari ehm, può esserci più utile per andare nella direzione di un ambiente, di parità di genere, più utile per noi e per la società. Ehm, Ho preso spunto da Silvia Zanella e dal suo libro Il futuro del lavoro è femmina per dare qualche spunto. Ovviamente se voi in chat, volete già porci delle risposte, alle domande che ho posto prima, cioè scriverci delle risposte, ve ne siamo grati e dopo faremo buon uso insomma anche delle vostre risposte e delle vostre intuizioni. Silvia Zanella propone soprattutto i primi due punti, come spazio dei coworking, quindi dare possibilità anche alla diversity e inclusion nelle aziende può aiutare anche questa parità di genere. Il tempo, lo smart working con feedback costante, creare dei progetti, flessibilità a progetto proprio, ehm, può aiutare il miglioramento insomma la creazione di ambienti che possano uniformare la parità di genere. E come dicevo prima, un gruppo di pari stimolante, riuscire sempre a capire se il mio gruppo dei pari, cioè le persone, gli ambienti che io frequento sono stimolanti e vanno nella direzione voluta, bene, se non sono motivanti, stimolanti e non vanno in questa direzione, è bene iniziare a ragionare su un cambiamento di gruppo dei pari. Il secondo livello da mettere un po' in discussione è il livello dei comportamenti, cioè ciò che si fa, ciò che facciamo. Sono le azioni che facciamo, non come le facciamo, ma le azioni che facciamo. Quindi anche qui dobbiamo capire, nella direzione della parità di genere, ogni giorno che cosa posso fare di più, che cosa posso fare di meno, cosa posso fare di nuovo e cosa posso smettere di fare. E anche qui alcune risposte possono essere entrare di più nelle sale dei bottoni, proporci per rappresentare delle realtà sociali e aziendali, sono sicuramente cose da fare di più. Essere più consapevoli, quindi informarci sui nostri diritti, sulle nostre possibilità come donne e non solo, anche gli uomini è importante che facciano questi passaggi. Io quando parlo di parità di genere, noi da sole le donne non possono fare nulla, è necessario che queste informazioni, queste consapevolezze siano sia delle donne che degli uomini. E un'altra cosa importante da migliorare è dare il buon esempio, cioè iniziare noi a fare quei passi nelle aziende, in famiglia e in società, quindi alcuni di questi passi ve li ho citati, potrebbe essere appunto essere più attivi nei luoghi decisionali per poter riuscire a migliorare la situazione di parità di genere. Okay, qui vi cito Womenomics che è un movimento mondiale che si occupa proprio di stilare liste, modelli di riferimento, modelli di donne che possono essere coinvolte anche cioè sono specialiste e quindi possono essere coinvolte in eventi, possono essere intervistate perché ahimè queste liste non sono prettamente cioè la consapevolezza generale in Italia soprattutto è prettamente maschile, quindi vengono sempre chiamati ancora
degli uomini, degli specialisti uomini per presenziare e quindi ci mancano modelli di riferimento. Il terzo livello su cui possiamo lavorare è il livello delle capacità ed è un livello sicuramente che coinvolge la necessità di prendere spunto da modelli di riferimento. Noi quando è che possiamo migliorarci? Quando sappiamo che c'è qualcuno che lo sa fare, che lo sta già facendo e che può insegnarci, può darci degli spunti di miglioramento. Quindi le domande da porci per poter attivarci e creare delle azioni nell'ambito, nel livello delle capacità sono proprio queste. Come posso fare meglio? Da chi posso imparare? Quale nuova strategia posso adottare? E chi la fa meglio di me che posso modellare. E in questo ambito dopo conoscerete Michela Colasante. Michela Colasante è ambassador di una community che si chiama Women for Impact, ecco Michela, Women for Impact, dopo vi spiegherà in caso meglio lei, comunque Women for Impact, come tantissime altre realtà, porta esempi, modelli di successo di donne e uomini che vanno nella direzione di cui stiamo parlando, cioè la parità di genere. Ok, quindi le capacità possono essere innovate e migliorate se abbiamo comunque più facilmente, insomma, se c'è qualcun altro che già le sta facendo e che ci può sostenere, ci può fare anche da guida, da mentore. Quindi tutti i programmi di mentoring, di mentorship possono essere utilissimi e possono essere di successo. Convinzioni, ahimè, è uno dei livelli un po' più ostici, perché le convinzioni non sono altro che la realtà che ognuno di noi vive dentro di sé. Le convinzioni non sono la realtà, però sono la nostra realtà. Quindi se una persona, se una donna non pensa di potercela fare nel work-life balance, per esempio, la convinzione sarà la sua realtà e quindi farà fatica ad attivare dei miglioramenti. Io dico sempre, noi dovremmo in tutte le convinzioni porci queste tre domande. C'è qualcuno nel mondo che riesce ad avere un work-life balance come donna buono, di soddisfazione? Se c'è nel mondo, allora è importante iniziare a lavorarci. È possibile per me? Questa è la domanda di solito che rimane attiva per un lungo tempo se uno vuole cambiare in quella direzione e non ce la fa. Però se sappiamo di meritarcelo, perché comunque la società avrà dei vantaggi nel momento in cui ci sarà più parità, allora se due di queste tre domande sono un bel sì, è utile, è importante lavorarci e proseguire in questa direzione. Attac attaccati alle convinzioni c'è il mondo dei valori. Noi i valori al femminile, i valori della donna, i valori femminili non sono da modificare in realtà. I valori femminili normalmente si sa essere legati a concetti come l'empatia, la comunicazione, il networking, la collaborazione, la relazione e sono, ahimè, spesso le poche donne che riescono ad arrivare ai vertici si sentono costrette a dover fare dei compromessi con i valori naturali al femminile e è necessario più persone, più donne o più uomini con questa tipologia di valori al femminile riescono ad arrivare ai ruoli di potere, più è possibile non dover più fare compromessi e quindi rinunciare a questa tipologia di valori. Ecco, dunque io vorrei che allora l'identità comunque, ecco, io vi lasceremo dopo tutte queste belle domande, come Cecilia vi manderà tutto questo materiale in modo tale che anche voi possiate utilizzare questo metodo per ricercare delle azioni pratiche per portare avanti il vostro cambiamento e
io passerei la parola a Michela, perché so che si potrà incrociare, incastrare bene anche con questi miei valori con i valori che vi ho esposto. Sì, intervengo brevemente io, Chiara, ti ringrazio per questa esposizione molto interessante, no, per lavorare sulla dimensione individuale anche. Come abbiamo detto prima, no, c'è la dimensione individuale, c'è la dimensione organizzativa, che è un po' quella degli ambiti di lavoro, delle aziende, e c'è una dimensione istituzionale, Michela. Prima accennavamo al tema dei 17 principi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU e dicevamo che uno di questi principi riguarda proprio la parità di genere, che poi è anche un obiettivo, una blueprint per noi che lavoriamo su queste tematiche. Quindi Michela ti chiederei di affrontare proprio questa dimensione, quindi dal particolare ritorniamo al generale, ti chiederei di affrontare questa dimensione più istituzionale e spiegare a livello ONU e a livello istituzionale che cosa significa poi parità di genere. Grazie. Sì, grazie Alberto, grazie Chiara. Allora, sì, come accennavi all'inizio tu con la slide generale dei 17 pilastri dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, parliamo di un programma d'azione per le persone, per il pianeta e per diciamo, la prosperità che è stato firmato nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Questo rappresenta il quadro di riferimento globale per un impegno, diciamo, internazionale e anche collettivo verso alcuni obiettivi importanti, no? Soprattutto le sfide del pianeta, dalla povertà ai cambiamenti climatici alla transizione energetica. L'obiettivo numero 5, è proprio quello della parità di genere, è stato considerato un obiettivo a sé stante. A nostro parere, però, come avete detto anche voi nei vostri interventi, è un obiettivo che possiamo considerare trasversale anche a molti degli altri 16 obiettivi. Prima Alberto ha citato alcuni dati, alcune percentuali che vedono l'Italia anche fanalino di coda, ahimè, in alcuni aspetti. Pensiamo a quel 49% del tasso di occupazione femminile, no? Chiara invece ha parlato di valori, ha parlato di responsabilità, ecco, la responsabilità singola e la responsabilità a livello collettivo, a livello di squadra, perché effettivamente poter prosperare e poter proseguire e progettare e poi agire un futuro sostenibile significa avere una visione, e questa visione non è detto che debba essere sicuramente femminile, però è importante che il 50%, anzi direi di più, perché come abbiamo visto anche la popolazione femminile non solo in Italia, in Europa, ma a livello globale supera quella maschile. È importante che che questi numeri emergano e che quindi anche la parte femminile abbia una rappresentanza a livello valoriale e a livello di progettazione di quelli che possono essere gli obiettivi futuri, cosa che come sappiamo non è ancora attuata, non è ancora avvenuta, anzi ci vorranno, come ci stanno dicendo da più parti, 135 anni per colmare il gender gap. Ecco, questi 135 anni sono moltissimi e sono stati addirittura, questo periodo è stato addirittura allargato e ulteriormente allungato dalla pandemia. Quindi se parliamo di, come si può dire, di responsabilità e di visione, quello che a noi sta a cuore è che appunto questa visione, ripeto, non femminile, ma una visione progettata assieme, uomini e donne assieme, sia comune proprio verso questi obiettivi anche di sostenibilità. È necessario quindi proprio un cambio di paradigma, un cambio di prospettiva, e questo nuovo punto di vista per far sì appunto che porti a benessere anche nel lungo termine, quindi non solo nell'immediato ma nel medio e lungo termine, ha bisogno di superare degli stereotipi di genere, degli stereotipi che sono ancorati ancora a un sistema patriarcale, diciamo a un sistema un po'
se vogliamo, arcaico di potere. Aggiungo alla percentuale del tasso di occupazione femminile del 49% anche gli ultimi dati che abbiamo in termini di lavoro di cura, altro tema citato nella ricerca e anche da Chiara. Le donne ad oggi svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito di assistenza e cura, dove per assistenza e cura sappiamo, parliamo della cura dei figli, dell'accudimento degli anziani, del lavoro domestico, no? A tutti gli effetti, mentre gli uomini come tempo giornaliero, per gli uomini abbiamo un dato di 1 ora e 48. Ecco, anche questi dati sono dati importanti da considerare a livello macro. E quindi è importante che ci sia consapevolezza, come dicevano i colleghi prima, e che ci sia una voglia di prendersi responsabilità a livello globale, a livello individuale, per creare cultura e per fare in modo di costruire un futuro che vada verso questa direzione. È importante che ci siano dei modelli e dei momenti di confronto. Questi modelli e momenti di confronto, vorrei citarvi 3 esempi, uno di questi l'ha citato Chiara, no? Women for Impact è una community, è un evento internazionale che tra l'altro vedrà un evento proprio in presenza a Bologna dal 17 al 19 novembre, di cui io faccio parte e che tocca il tema del networking e quindi del fare squadra per creare dei momenti non solo di confronto e di accrescimento personale e professionale, perché sono previsti appunto dei programmi di mentoring, dei programmi anche di formazione e di crescita, ma anche non solo per discutere di questi temi, ma anche per agire e quindi per far emergere delle azioni concrete che ciascuno di noi poi può portare avanti a livello sociale e a livello anche imprenditoriale, perché tra le speaker ci sono nomi di rilievo anche dell'imprenditoria. Ci sono diversi altri esempi a livello proprio di networking, no? Mi viene in mente ad esempio Inspiring Girls, parlando proprio di role model, no? All'interno di Valore D, questa iniziativa che prevede che delle role model vadano nelle scuole a portare la loro testimonianza e la loro esperienza ai bambini e alle bambine fin dalla giovane età, perché è importante che si parta dalla scuola e quindi dall'istruzione, da un'età giovane, per combattere gli stereotipi di genere e il cosiddetto, diciamo, break the bias, no? E questo hashtag che prevede proprio l'importanza di capire dove bambini e bambine, chiaramente, che poi ci sono dei programmi previsti per la scuola primaria, ma anche poi per la scuola secondaria, il ruolo che possono avere anche nel mondo del lavoro, ma anche nella società del presente e del futuro. E quindi per partire fin da subito, no, a fare in modo di prevenire certi stereotipi, certi bias cognitivi che ci portiamo dietro più o meno volontariamente, no? Perché siamo proprio immersi anche in un sistema e quindi tante volte manchiamo anche di consapevolezza, no? Quindi è importante che fin da subito si faccia qualcosa anche a livello dell'istruzione, a livello della scuola. Ecco, per quanto riguarda le aziende, che è un tema che a noi come GCMP sta particolarmente a cuore, proprio perché lavoriamo all'interno delle aziende e crediamo che l'azienda sia un contesto che può facilitare anche il superamento di questi stereotipi di genere, mi sono venute delle domande proprio per darvi magari qualche spunto di riflessione, no? E quindi per capire cosa possiamo fare anche a livello azienda per incentivare ad esempio la natalità, per facilitare anche il compito della genitorialità, quindi anche utilizzare un linguaggio appropriato, no? Si parla di congedo di maternità. Invece adesso giustamente è stato modificato anche il linguaggio, perché il linguaggio a tutti gli effetti contribuisce a costruire il pensiero e poi a costruire l'azione che ne consegue. E quindi parlare di genitorialità e quindi di diritti e doveri condivisi nell'educazione, nella cultura verso i figli è importante. Quindi già delle istituzioni come il congedo di paternità obbligatorio o parliamo anche magari della legge Golfo-Mosca che citava prima Alberto, che ha sicuramente migliorato la rappresentanza femminile all'interno dei CDA delle aziende,
Rimane però esiguo il numero di donne a livello executive e a livello di CEO, diciamo, come ruolo all'interno dell'azienda. Consideriamo anche che sì, è stato inserito anche a livello europeo, adesso è fresca di questi giorni la notizia, la quota del 40%, no? La quota di genere del 40% nei CDA delle aziende quotate. È anche vero che se noi pensiamo al territorio italiano, il nostro tessuto imprenditoriale è fatto al 99,9% da piccole e medie imprese, quindi con un fatturato al di sotto di 50 milioni di euro e un numero di dipendenti sotto i 250. Quindi possiamo fare qualcosa anche a livello aziendale, a livello diciamo di microazienda? Sicuramente sì, perché sappiamo che adesso è stata inserita la certificazione, no? Grazie alla legge 162 del 2021, la certificazione della parità, che sarà il tema che tratteremo durante il nostro prossimo webinar. È importante perché, proprio perché è stata inserita anche nel PNRR, perché ci si è resi conto che da lì può passare una vera, non solo la parità come obiettivo in sé, come abbiamo menzionato prima, ma come obiettivo che permette di raggiungerne molti altri. Quindi è un vantaggio non solo a livello di equità, a livello di giustizia sociale, ma è un vantaggio anche in termini economici. E quindi l'idea della certificazione di parità, che inserisce anche dei KPI e quindi una prassi, diciamo a livello UNI, che verrà poi appunto spiegata magari nel dettaglio durante il nostro prossimo incontro, prevede proprio la misurazione, la valutazione e dei percorsi poi di accompagnamento relativi alla disparità di genere all'interno delle organizzazioni. Quindi l'obiettivo è quello di cambiare proprio il punto di vista. È vero, l'azienda avrà una riduzione dell'1% a livello di sgravi fiscali, avrà accesso a dei bandi, quindi avrà agevolazione nell'accesso e quindi un sistema premiante per accedere ai bandi e ai progetti pubblici. Però la domanda che vorrei farvi e che vorrei restasse anche un po' aperta o magari alla quale vorrei provaste a rispondere è proprio questa. E questi sistemi anche, no, di valutazione, di metrica, di misurazione e anche poi di correzione nel caso in cui vedessimo poi che la situazione in azienda, come sappiamo essere, non è decisamente paritaria, no? Perché pensiamo anche a livello retributivo, sicuramente il gap a livello retributivo a parità di ruolo è ancora molto molto ampio. Ma quindi può la parità di genere essere un tema di compliance? Cioè dobbiamo attivarci proprio ai fini del raggiungimento di alcuni sistemi premianti e o a livello di sgravio fiscale, o vogliamo fare in modo che questo sia uno strumento che ci permetta di crescere in modo diverso, con una visione e un paradigma diverso, e fare in modo anche che ci sia una valorizzazione dei talenti e dell'essere umano, quindi uomo o donna che sia, con un sistema assolutamente meritocratico e che quindi ci permetta di dare il contributo, no? Uomo o donna, e di creare davvero una consapevolezza e quindi di crederci che questo possa essere la strada più equa e anche più sostenibile nel lungo termine. Quindi questo si va, diciamo, anche un po' ad affiancare al tema delle quote rosa, no? Che chiamiamole quote di genere. È una discriminazione al contrario? È chi solleva magari delle obiezioni e dice sì, allora avremo nei CDA il 40% di donne, non è detto che poi quelle donne saranno davvero capaci. In realtà è un tema che ci permette di iniziare con degli strumenti per poi vedere come questi strumenti vengano interiorizzati e venga interiorizzato il metodo, venga interiorizzato l'obiettivo finale, no? Perché proprio, diciamo, quella che potrebbe essere la compliance ad alcuni parametri, che vedremo, di retribuzione, di processo di selezione, di cultura e strategia aziendale, possa essere un volano per dei progetti di cambiamento e quindi un cambiamento culturale che appunto contribuisca a superare gli stereotipi. Ecco, questo è un po', sarà appunto il tema poi del nostro prossimo webinar,
e lascio nuovamente la parola ad Alberto, perché temo di avere anche un po' sforato con i tempi e vi chiedo scusa. Siamo on time, come si suol dire. Grazie. E con questo punto di domanda, questa domanda aperta, direi che ci lasciamo e ci diamo appuntamento al 7 di luglio per il webinar sempre alle ore 12 sul tema della parità di genere all'interno delle aziende e come raggiungere la parità di genere all'interno delle aziende, in particolar modo delle PMI. Da parte mia un grazie a tutti voi, un grazie a Chiara, un grazie a Michela e un grazie a Cecilia per l'organizzazione del webinar. Come vedete sono in netta minoranza oggi e un arrivederci a presto.